Buonasera a tutti, Visti TV, ite novara de oie, die 6 del mese de Lampata, la 2026. Siamo Storinocchi, via Salvemini, numero 11, e in bizi a facere ite novara dei Visti TV. Bene, colamus diretto a sa videata normale, colamus pure in occhio a sa videata del comincio e iniziamo a dare novas de come si presenta tasadia, si presenta di qui, come si sta vedendo, che su quello completamente pulito, netto, nessuna nube si presenta, non riesco a tenere sul Zaravallo, ma mi pare che lo Zaravallo non avete solo prendo prodotto tasadia, come lui dimos. Ecco qua. Questa è la situazione dessa Ida Oie no che Baccar che cosa de minimale va bene. Andiamo da innanzi, dimmo di tenere su Staravalloie, ecco qualche nugget beste da essere due in poi, che sono le preno potuto venire a una, poi qualche nugget si presenta da essere due a sa schimbe di ortaglie, 27 gradi, temperatura massima. Andiamo a sa dia de crassa e diamo quando si presenta, sole prenotato a 10, più o meno 29 gradi, temperatura massima. Bene, arriviamo a sa nuova che bisogna da dare. Bene, la prima che abbiamo da dare è questa, te capita, te smurzo ad ONU a tutti i pastori sabato 23 dell'Ampata da parte di Donex. E naturalmente il solito augurio, buono per a tutti, adesso bello compito che ha che te Donex a tutto canto. Bene, andiamo ad innanzi a Terranovas, all'appuntamento stasera, poesia di Maria Teresa Rosso, o vizi, martesi, 26 Lampatas, a 6:30, e la biblioteca comunale. Chi organizza il Socioculturale Sinnoso e Biblioteca Comunale, in collaborazione con il suo socio, su Golostio. Arvores e Chiarori, Arvores, che ne è, scusatemi un opaco, Arvores, è tradotto in italiano per narrare Chiarori, che è una poesia di Maria Teresa Rosu. Ne fa Edana, Giussi Massidda, Diego Sproni, può essere di Nomanca, dell'Università del Tattari, la lettura di questa poesia è sta cura di Ivana Bandino, Giovanni Carro, Maria Antonietta Gotti, Giussi Massidda, che sa partecipazione della cantante Leena Galte, a essere presente pure la poetessa Maria Teresa Rosu. Io non riesco così a poter essere presente. Autunno in Barbagia, si comunica, questa è Spocrasa, che l'amministrazione comunale ha programmato per il 17 giugno 2026 alle 19:15 la riunione preliminare pro autunno in Barbagia. Tutti gli interessati sono convitati a partecipare. E poi abbiamo usato l'appuntamento che 9 in Romanzesu, quando il sole si ferma, il solstizio di Romanzesu, tra archeologia, astronomia, cuore della Sardegna, 19 giugno 2026 dalle ore 20 presso il sito archeologico di Romanzesu Biti. Conferenza e osservazione del cielo con i telescopi a cura dell'Associazione Astronomica Nuorese. Programma ore 20, conferenza Il solstizio di Romanzesu, ore 21, osservazione ai telescopi, racconti tra miti e astronomia. Ingresso libero. Bene, entriamo come la rassegna stampa, chissà come pagina del suo giornale. Trump venerdì riapre Hormuz e dopo la 39esima toccamento che ha dato
Comunaki Ability, Idimus Commentability. Il presidente americano al G7 di Evian in Francia firma digitale sull'accordo USA-Iran. Mine nello stretto, Giorgia Meloni, l'Italia pronta a fare la sua parte. Per ET una nuova minaccia eolica. Sardegna, Orgosolo, si rischiano tensioni. Il pericolo pareva scongiurato, invece a Orgosolo è ripresa la guerra contro l'eolico. Sì, perché il progetto, che prevede 11 pale alte 200 metri a ridosso del Corrasi, è stato ripresentato dalla Scirocco Prime SRL. La realizzazione dell'impianto minaccia l'Einstein Telescope, vabbè, insomma, che sta in Orgosolo, il futuro osservatorio europeo per le onde gravitazionali, per via della vicinanza al territorio di Lula. Il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereo, è alto il rischio di tensioni sociali. Emergenza incendi, proteste per la flotta dei Canadair, l'amarezza del sindaco di Raminis e polemica sul funzionamento della macchina antincendio nell'isola dopo la domenica di terrore vissuta nel Cagliaritano e nel Medio Campidano. Prodi è l'isola senza bambini, mai tornata a importare dei Prodi. Ite non nata a importare a noi dei Prodi. La vittoria che non c'è, Alessandro Aresi, e Areso, inizia a narrare chi beste che non ha chi moschestino, Sprodi, a cale titolo e inizia a narrare non l'ha compreso, e te profetto ne potremo usare noi dai sovato chi Prodi. Naracusto, boh. Comuni sardi senza futuro, l'80% non ha i servizi base per i cittadini e i paesi si svuotano. Falconi, De Sanci, nei centri prima arretrano i privati, poi lo Stato, cioè il Portogallo, tancano prima los esercicios públicos e poi dopo cioè, esercicios privatos e poi cominciano a tancare i servizi pubblici e Zaid andata praticamente in soppressione, cioè gli spariti, veniti cancellato. Sassari, un 46enne raggirano anziano, si fa versare 200.000 euro, arrestato. Sempre Inoche Besprodi, intervista a Romano Prodi, sembrano riforme in Italia ed Europa, il governo non ce la fa. Elisabetta ritorna in TV, condurrà Tu sì che vales. Questo è un misturo tra spagnolo e italiano. Giovedì al via la maturità per 12.000 studenti sardi. E beste pure l'esame di terza media, che fa quota essere, ma è sempre un appuntamento. Allora, escursioni sensoriali a Tepilora, Bitti, ciechi e ipovedenti alla scoperta di natura e archeologia. Il viaggio tra natura e archeologia, tradizioni e parole condivise. E questo lo spirito di natura e grazia nel cuore di Tepilora, iniziativa promossa dalla sezione territoriale di Nuoro dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, grazie al sostegno dell'ente Parco Tepilora di Bitti. L'esperienza ha coinvolto un gruppo di persone non vedenti e ipovedenti in un percorso fatto di scoperta, partecipazione e accessibilità con tappe che hanno unito il patrimonio culturale e ambientale della Sardegna. Il gruppo ha visitato il Museo della Civiltà Contadina e quello multimediale del canto a tenore di Bitti, il sito archeologico di Romanzesu e la torre aragonese di San Giovanni di Posada, vivendo momenti di conoscenza e condivisione, costruiti attorno alla possibilità di rendere i luoghi della cultura realmente aperti a tutti. Particolarmente significativi i momenti dedicati alla lettura collettiva e alternata di una novella di Grazia Deledda, organizzati nel soggettivo contesto del sito di Romanzesu e presso il centro educativo psicopedagogico di Posada. Un'esperienza che ha unito
voce, ascolto ed emozione nel segno della partecipazione della cultura accessibile. Progetti come questo dimostrano che accessibilità e valorizzazione del patrimonio possono e devono camminare insieme, dichiara il presidente dell'Unione Italiana Ciechi e degli ipovedenti di Nuoro, Gianni Marungio. Abbiamo trovato grande disponibilità e sensibilità da parte dei territori e delle realtà coinvolte. Quando istituzioni, associazioni e continuità collaborano, diventa possibile costruire esperienze autenticamente inclusive, capaci di permettere a tutti di vivere la cultura, la natura e la storia senza barriere. Va bene, Semolo, contento del gusto, una nuova geografia nella diocesi di Lanusei, però noi abbiamo visto che basta una nuova geografia pure, questa diocesi di Nuoro. No, ma da innanzi le torri eoliche tornano a minacciare le T. Riproposto il progetto per 11 impianti attorno ad Orgosolo, comunità in rivolta. Il pericolo pareva scongiurato, invece a Orgosolo è ripresa la guerra contro l'eolico. Sì, perché il progetto che prevede 11 pali a 200, altri 200 metri a ridosso del Corrasi, un ambiente unico per valore naturalistico, archeologico e culturale, è stato presentato dalla Scirocco, prima SRL. La realizzazione dell'impianto minaccia l'Einstein Telescope, il futuro osservatorio europeo per le onde gravitazionali per via della vicinanza al territorio di Lula. Vabbè, insomma, a corto non est comunque. Prato Sardo, guerra ai miasmi, presentato il piano milionario di riqualificazione dell'impianto. Ci sono 3,8 milioni per ridurre le emissioni di cattivi odori dal compostaggio. 3 milioni e 800 mila euro già finanziati, più altri 2,2 milioni necessari per completare l'intervento con l'acquisto di un lotto adiacente al centro di compostaggio di Prato Sardo, dove realizzare una torre di lavaggio ed un nuovo biofiltro. È il piano messo in campo dalla provincia per affrontare uno dei problemi che da anni alimenta proteste e malumori nella zona industriale, i miasmi provenienti dall'impianto di compostaggio che stanno creando problemi. Ieri in provincia è stato presentato il progetto di riqualificazione dell'impianto. Andiamo da innanzi. Miasmi nel centro di compostaggio, la provincia riqualifica l'impianto. Cicolini servirà anche l'area vicina ma senza aumenti di produzione. Vabbè. Fallisce l'assalto al bancomat, no? Che siamo in Fonni non bilan fatta ita sul Banco da Sardegna, però non si sposta. Fonni, un comando di alcuni banditi, tenta il colpo utilizzando un ordigno esplosivo, poi fugge su un'auto rubata disseminando il percorso di chiodi per non essere seguito. Hai capito? Salviamo la cerealicoltura sarda, l'appello al prefetto di imprese e amministratori del Medio Campidano. In crisi, insomma, con su Trico, sulla Ore, è veramente CIA Cagliari e Confagricoltura, prezzo del grano e spopolamento, comparto al collasso. Certo, non bisogna stare in sospreioso che adesso un trico che è arrivata da ora. Un incontro con il prefetto di Cagliari per fare arrivare a Roma il grido di allarme degli agricoltori e dei cerealicoltori dell'isola, alle prese con una crisi definita una vera e propria vertenza sociale e democratica, non più solo economica. Al vertice hanno partecipato una delegazione sindacale della CIA Cagliari Sud di Sardegna, l'amministrazione della provincia del Medio Campidano e una rappresentanza
dei sindaci del territorio. Un vero allarme. Startup sarde in gara. L'incontro giovedì a Cagliari. Giovedì 18 giugno torna a Cagliari SIOS 26 Summer negli spazi di Sa Manifattura, con uno dei momenti più attesi, la selezione della startup sarda dell'anno. 10 le finaliste che rappresentano un ecosistema imprenditoriale diversificato dall'intelligenza artificiale applicata alla sicurezza dei sistemi agentici e ai processi HR fino al creator economy. La giuria è composta da investitori, manager ed esperti dell'innovazione. Una bella cosa questa. Mi dispiace di partecipare. Allora, temperature in aumento fino a 40 gradi. Avanza l'alta pressione e salgono le temperature, tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35 gradi. E quanto ha annunciato Federico Brescia, meteorologo del ilmeteo.it, una fase estremamente calda e stabile, afferma, ci accompagnerà per lungo tempo. Ieri sole ovunque con massime tra 28 e 32 gradi nella pianura padana e intorno ai 30 gradi nel centro-sud e sulle isole. Ritorna la maturità. 12.000 studenti sardi preparano l'esame. Giovedì la prima prova scritta, dal 22 gli orali. L'ansia, le notti insonni e la voglia di fare bene, ma anche la sensazione di salutare l'adolescenza, cioè il brinco, benché sia da una base della vita e entrare in donatela. I giorni che precedono l'esame di maturità, raccontati da una studentessa sassarese. Si sta per chiudere un ciclo ricco di emozioni e momenti che non torneranno più. E beh, è chiaro. Fuga dai piccoli comuni. L'80% dei paesi sardi non ha i servizi di base. Mancano banche, farmacie, poste, spopolamento inevitabile. Falconi nell'isola negati i diritti ad una parte dei cittadini. Beh, certo, avremo un anno da tanto tempo. Falconi, vabbè, se ne sta bezzata cosa, vabbè, ha il dovere di snabbezzare. I piccoli paesi si svuotano prima dei servizi essenziali e poi lentamente anche dei residenti. È un circolo vizioso che attraversa l'Italia, ma che in Sardegna pesa più che altrove, perché nell'isola i piccoli comuni sono la struttura stessa del territorio. Secondo un report pubblicato dal Sole 24 Ore, tra i comuni italiani sotto i 5.000 abitanti, meno di uno su 5 dispone insieme di farmacia, sportello bancario, ufficio postale e distributore di carburante. Nell'isola il quadro rischia di essere ancora più fragile. L'84% dei comuni, 319 su 377, ha meno di 5.000 abitanti. E se ai 4 servizi di base si aggiungono medico di famiglia, scuola, asilo nido e trasporti, la questione diventa ancora più seria. Nonostante gli sforzi della Regione e incentivi come il bonus bebè, vanno via prima i servizi e le famiglie. Sanità e scuole smantellate, il miglior incentivo a partire. Deiana, de Bortigiadas, trasporti ridotti al limite della civiltà, cioè questo è un disastro totale, veramente un disastro totale. Turismo, 400.000 euro per i congressi. Cucureggio, 2 bandi per contribuire alla destagionalizzazione del turismo. Grano duro, venti di crisi sull'isola. Taras, Confindustria, quotazioni precipitate sotto i costi di produzione ed Expocusto che sono andati al subprefetto. Regione, potenza l'antincendio, in arrivo esperti da tutta Europa.
Inizia il programma della protezione civile con 120 specialisti del settore. Cagliari, la Sardegna rafforza il dispositivo della campagna antincendio boschivo 2026. Lo fa partecipando al programma europeo di preposizionamento del team terrestri antincendio promosso nell'ambito del meccanismo UE di protezione civile e coordinamento ERC della Commissione europea, il centro di coordinamento e la risposta alle emergenze. L'isola è stata individuata tra i territori che ospiteranno il programma grazie alla positiva esperienza nella sperimentazione avviata lo scorso anno. La Sardegna accoglierà circa 120 esperti delle tematiche antincendio provenienti da diversi paesi europei. Questi ultimi opereranno a supporto del sistema regionale nel periodo di massimo rischio incendi, cioè tra il 16 luglio e il 31 agosto. Bene, siamo contenti di ospitare questo esperto. Arriva il grande caldo, salgono le temperature, picchio fino a 40 gradi. Natale, le Sarpas, Narata, Affa fino alla prossima settimana. Entriamo sulla politica internazionale. Trump e Macron, Hormuz riapre, Meloni, faremo la nostra parte. I big sbarcano al G7 di Evian, ora subito la tregua tra Mosca e Kiev. Cacciamine e navi, in mare circa 500 italiani. Raid russo sulla capitale ucraina, colpita la cattedrale, ormai sta a livello del terrorismo. Zelensky, atto di barbarie, replica di Mosca, era un missile USA difettoso. Però vamos che vi credete, a poter qualche post in Facebook, tutti los ideologicos, putinianos, vi credete. Bine se l'ennara questa una pudda padovana che ha aiutato un nuovo esplosivo, vi credete su Matesi. Il nucleare al centro del negoziato di Ginevra. Divergenze tra Washington e Teheran, ma la pace sembra ad un passo. Successo di USA e Iran, perde Netanyahu, Europa non pervenuta. E va bene, che in questo terminiamo questa novella di oggi e noi diamo l'appuntamento torna a casa a Samatessi, identica ora. Stiamo terminando un pacco impresse che abbiamo un corso di aggiornamento che comincia a Saldecche, ero già un quarto d'ora in ritardo. A menzo vedere di buon a tutti dai Bizzi TV e menzo la crash.